Presidente, in Friuli Venezia Giulia è il primo eliporto base EMS certificato dall'ENAC, un primato importante. Un primato assoluto importante che è la conseguenza anche dell'attuazione della riforma della sanità e del piano dell'emergenza che abbiamo fatto dentro la riforma della sanità, ed è un primato francamente estremamente soddisfacente per noi. Abbiamo fatto un miracolo in pochissimi mesi, siamo qui a poter dire che in questa regione per la prima volta si può fare l'elisoccorso per l'emergenza notturna, e in più questo fatto di avere la certificazione dell'ENAC che ci dice che siamo la prima piattaforma dell'elisoccorso per l'emergenza in Italia, con una certificazione puntuale che proprio oggi ci hanno consegnato, insomma ci rende particolarmente orgogliosi. Siamo soddisfatti e orgogliosi di essere riusciti con questa grande collaborazione con l'aeronautica militare ad attivare questa prima base certificata secondo le nuove regole. L'elisoccorso per noi è un elemento importantissimo dell'emergenza-urgenza e stiamo lavorando per poter attivare anche il volo notturno come avevamo previsto nel piano. Questo è un passo avanti ulteriore e credo che ci permetterà, insieme alla messa a punto dei campi, di una buona parte dei campi sul territorio regionale, di partire anche con questo. Credo che qui si sia veramente coniugato una grande collaborazione tra Regione, Sanità, Azienda di Udine e l'aeronautica militare che ci ha dato questa possibilità che per noi è straordinaria, perché ci permette di avere un posto certificato, quindi secondo tutti i crismi di sicurezza, per poter utilizzare l'elicottero. Qui è la base dove l'elicottero staziona, dove può stazionare anche di notte, perché le regole prevedono che debba esserci un hangar, insomma ci devono essere delle caratteristiche tecniche. Da qui parte per fare gli interventi. È importante perché fa non solo gli interventi sul luogo dove accadono gli eventi, gli incidenti, e per portarli negli ospedali, ma anche tra ospedale e ospedale. Molto spesso bisogna trasferire con urgenza, per patologie tempo-dipendenti, i pazienti dagli ospedali di rete agli ospedali hub, e questo avviene soprattutto verso l'ospedale di Udine, e quindi l'elicottero funziona per questo. E poi ci sono tutti gli ospedali di rete che si stanno attrezzando, alcuni lo sono già, e poi ci sono diversi comuni che hanno fatto gli interventi finanziati dalla Regione per usare l'elicottero quando l'elicottero va usato. Ci sono delle situazioni in cui non serve l'elicottero perché magari è più agevole un'ambulanza, arriva più velocemente l'ambulanza, quindi non aspettiamoci che ci sia un totale intervento, perché l'elicottero funziona nei posti dove è più veloce dell'ambulanza. Comandante, è stato raggiunto un accordo importante, che cosa porterà? Un bell'accordo tra Aeronautica Militare e ASUI Udine per portare quello che sono le nostre expertise al beneficio della popolazione, quindi un elisuperficie in un sedime militare che possa ampliare quelli che sono i servizi per il cittadino in questa sede di Udine.